Focus TG, buongiorno e ben ritrovati. In questa domenica di giugno vi terremo compagnia fino alle 13 con tante notizie, tanta attualità, ma soprattutto tanta cronaca da tutto il territorio e partiamo proprio da qui, perché quello di ieri è stato un sabato di sangue su tutte le strade del Veneto. Vediamo che cosa è successo nell'Alta Padovana. Un grande botto, sembrava quasi un terremoto. Siamo usciti io e mia figlia subito e abbiamo visto quest'auto, però alla parte destra sembrava non ci fosse niente perché era abbastanza intatta. Alla sinistra no, purtroppo siamo stati qua finché l'hanno portato via, però più di tanto non abbiamo potuto fare. Erano le 3, pieno cuore della notte, quando tutte le famiglie che vivono lungo la provinciale 26 Bassanese a Gazzo sono state svegliate di soprassalto. Sull'abitazione restano ancora i segni dell'auto, una Fiat Doblò che sbanda per finire la sua corsa qui. Un ammasso di rottami il veicolo dal quale i vigili del fuoco sul posto con i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale di Padova hanno estratto in gravissime condizioni Davide Ceccato. Aveva 26 anni, stava probabilmente tornando a casa. Il suo giovane cuore ha lottato in ospedale per poi fermarsi, gettando nello sconforto tutta la comunità. Abita qui vicino, per noi, sa, come si diceva una volta, i ragazzi della contrada. Per noi è una cosa troppo grande, troppo. Fatica a trattenere le lacrime chi Davide l'ha visto crescere, giocare, ridere, diventare giovane. Una giovane vita spezzata a 26 anni, 5 in più di Alberto Moretti, che, 21 anni, a una manciata di minuti dalle 11, correva con la sua moto a Galliera Veneta, il suo paese. Un'auto condotta da una quarantenne di Tezze sul Brenta stava uscendo dal centro commerciale lungo Strada degli Alberi quando si è scontrata con il Centauro. Per Alberto Moretti non c'è stato nulla da fare. La ricostruzione dell'incidente è affidata agli agenti della polizia locale di Cittadella. Un'altra tragedia della strada, questa volta a Caselle d'Altivole. Uno schianto frontale tra due auto. Il bilancio è drammatico, una donna è morta, ferito il marito novantenne che guidava la macchina, trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. La vittima è Ida Falcade, 88 anni. Il grave incidente è avvenuto alle 16:30 di ieri, via Lungo Piave, a scontrarsi frontalmente due vetture, una Lancia Y su cui viaggiava la vittima e un Audi, condotta da un uomo che ha riportato lesioni lievi. Da una prima ricostruzione a provocare l'incidente sarebbe stato un sorpasso azzardato di quest'ultimo veicolo. E purtroppo non finisce qui la scia degli incidenti mortali di ieri. Vediamo. Il silenzio lungo la Treviso Mare in un sabato pomeriggio è assordante. La strada chiusa al traffico, all'altezza di un distributore di benzina a Meolo, si è consumata l'ennesima tragedia. Lo schianto devastante, un'utilitaria è finita sopra il guardrail. In mezzo alla carreggiata, l'altra vettura, un Audi Q2 condotta da un giovane trevigiano. A terra il corpo senza vita dell'altro automobilista, un 82enne del Veronese. Viaggiava assieme alla moglie, portata con lei soccorso all'ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferito anche il 31enne trasportato con l'ambulanza al nosocomio. Un bilancio drammatico di un sabato di giugno. Sul posto è arrivato in pochi istanti anche il sindaco di Meolo. Mi sono recato qui quando ho saputo del sinistro, ero qui in zona, abbiamo in qualche modo gestito il traffico veicolare e purtroppo ho constatato il decesso di questa povera persona. Effettivamente adesso questo silenzio in questa strada, in questo giorno d'estate è una cosa veramente stravolgente. A perdere la vita Ferdinando Nardi, che stava tornando a casa con la moglie di 64 anni dopo una breve vacanza al mare. Davanti a loro l'auto con a bordo i nipotini ed i genitori che hanno assistito impotenti alla tragedia. Secondo una prima ricostruzione del grave incidente, la macchina del 31enne che proveniva da Treviso avrebbe invaso, per cause ancora in corso di accertamento, la corsia dell'utilitaria. Una strada questa pericolosa. Ancora a fine 2019 avevamo avanzato una richiesta e subito nulla ostata dall'ente gestore della strada Veneto Strade per l'installazione di un dispositivo per la misura della velocità fisso.
Successivamente la pratica è andata in prefettura, che ha seguito l'iter con l'aspetto tecnico seguito dalla polizia stradale, che purtroppo ad oggi ancora non ha dato nessuna risposta. La Treviso Mare è stata chiusa al traffico da entrambe le direzioni. Sul posto su M118 i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi di legge. E ora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tantissime altre news. Mezzogiorno e 13, ben ritrovati. Con Focus TG vi abbiamo lasciato con la scia di sangue sulle strade del nostro territorio di questo sabato. Ora cambiamo pagina perché sono tanti e continuano in tutto il territorio veneto i sit-in in memoria di Chloe Bianco all'anagrafe Luca Bianco, toltasi la vita una settimana fa. Perché questo momento che voi chiamate memoriale? Perché quello che è successo non può passare in silenzio. La morte di Chloe Bianco è stata un schiaffo in faccia al silenzio che purtroppo coinvolge troppo la vita delle persone transgenere e transessuali in questo paese e che richiama tutti quanti noi, non solo le istituzioni, a un senso di responsabilità e una presa in carico di quella che è una delle categorie sociali più discriminate in questo paese. Cosa ne pensa del fatto che molta gente si radunava quasi come per andare a vedere uno spettacolo quando passava Chloe? Perché purtroppo in questo paese viviamo ancora il diverso come qualcosa che fa spettacolo, quando in realtà è una parte integrante della società e tutti dovremmo avere il rispetto e la dignità di accettare tutti quanti per quello che sono. Qui vedo dei cartelli con la scritta Donazan dimettiti, perché? La Donazan ha delle responsabilità in questa vicenda di Chloe, anche se continua a far finta di no, perché è stata la Donazan nel 2015 a usare tutto il suo potere mediatico e politico contro la scelta personale di questa professoressa di fare coming out, facendo passare non solo la scelta di presentarsi vestiti in abiti femminili come non normale, ma la stessa identità della professoressa come qualcosa di sbagliato, qualcosa di cui avere vergogna, qualcosa che non sarebbe dovuto esistere. Le sue idee transfobiche e i retaggi culturali a cui lei è tanto affezionata non rappresentano il mondo della scuola e sono i suoi studenti stessi a farglielo notare, e questo crea e fa parte di un clima culturale e politico che oggi fa troppe vittime ed è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Quindi secondo noi la Donazan dovrebbe dimettersi per questo, perché canta Faccetta Nera liberamente e per moltissimi altri motivi. Secondo lei perché questa fine così orribile? Perché purtroppo, quando nella società l'unica alternativa alla dignità arrivi a pensare che passi per la morte, purtroppo queste cose non diventano assurde, diventano una scelta che passa per la testa delle persone. Noi dobbiamo lavorare perché questa sia cancellata appunto come opzione. Torniamo ora a parlare del doppio femminicidio a Vicenza. Pochi giorni fa i funerali di Lidia Milikovic, freddata, uccisa dall'ex marito. Saranno invece mercoledì prossimo a Rubano i funerali di Gabriella Serrano. È il volto sorridente di Gabriella, Gabrio, Mami, come era conosciuta, quello che annuncia la comunità di Rubano la data dell'addio. Un funerale che dopo il nulla osta arrivato dalla procura di Vicenza sarà celebrato mercoledì 22 giugno alle 15:30 nella chiesa parrocchiale San Fidenzio di Sarmeola di Rubano. Mancata improvvisamente l'8 giugno all'affetto dei suoi cari, una frase dolorosa che racconta come in un lampo la sua vita sia stata spezzata da un colpo di pistola sparato con freddezza dal suo ex compagno, il 42enne bosniaco Zlatan Vasiljevic, che poco dopo nel quartiere Gogna di Vicenza ha ucciso anche l'ex moglie Lidia Milikovic per poi rivolgere l'arma contro se stesso e uccidersi. Gabriella lascia 2 figlie, una maggiorenne e l'altra minorenne, un grande dolore in quanti l'hanno conosciuta e amata e in quanti continuano a chiedersi il perché di una strage lucida che ha lasciato tutti senza parole.
E ai nostri microfoni parla Silvia De Giorgi, la donna che verrà risarcita dallo Stato italiano per non essere stata difesa, protetta dai giudici a cui aveva denunciato la violenza dell'ex marito. È stato sconfortante vedere che l'istituzione consentiva al padre dei miei figli di continuare ad aggredirci sotto molteplici fronti e non lo ha mai bloccato. Questo è stato il dolore più grande, essere vittime continuamente della sua malevolenza, ma vittime 2 volte perché le istituzioni, anziché aiutarci, ci hanno messi ancora di più in difficoltà. Per anni Silvia, vittima di violenze, minacce e soprusi, ha dovuto difendersi, talvolta giustificarsi senza mai essere protetta. Anni dove alle sofferenze si aggiungeva lo sconforto dell'ingiustizia. Silvia De Giorgi però non si è arresa e la sua tenacia, insieme a quella dei suoi avvocati Marcello Stellini e Valentina Alberioli, è stata premiata. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la donna padovana vittima di violenza da parte dell'ex marito dovrà essere risarcita con 10.000 euro dallo Stato per non essere stata tutelata e protetta dai giudici. Io ho avuto paura per la mia vita e per quella dei miei figli un numero infinito di volte, perché quando si è dentro a questo vortice, la psicologia ti porta ad allontanarti da tutto e da tutti, ti metti in un angolo e sei solo tu. Il solo tu ti mette nella condizione di acuire tutte le percezioni e di avere paura anche di dire agli altri quello che ti sta capitando, perché il giudizio è uno dei timori più grandi che arrivano. Silvia è stata colpita con un casco dall'ex marito nel 2015 e per questo l'uomo ha processo, ma non è mai stato giudicato per tutte le altre minacce e per le mancanze nei confronti dei figli. Ora la donna e i 3 ragazzi si sono rifatti una vita fuori dal Veneto e il risarcimento e il riconoscimento arrivato dalla Corte di Strasburgo le hanno parzialmente restituito la fiducia nelle istituzioni. Ho acquisito la consapevolezza del fatto che come sempre è necessario lottare per ottenere qualcosa e che bisogna farlo da soli. Rispetto al fatto che la giustizia faccia il suo corso e quindi punisca, perché di fatto chi ha commesso tutta questa roba è impunito, lo desidero, ma non lo so. Rimaniamo nel padovano, cambiamo però pagina e torniamo a parlare delle fiamme al depuratore di Canordio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo. Incendio doloso, fascicolo aperto a carico di ignoti. Ha avviato un'indagine la Procura di Padova sul rogo divampato nella notte tra mercoledì e giovedì nell'area esterna del depuratore Canordio gestito da Acegas APS. Tutto il piazzale dove sono divampate le fiamme nel frattempo è stato posto sotto sequestro. A condurre le indagini gli agenti della squadra mobile della Questura di Padova che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza. Resta quindi la matrice dolosa, l'ipotesi oggi più accreditata, un incendio di vaste dimensioni, quello scoppiato con diversi materiali bruciati in pochissimo tempo, fatto che induce gli investigatori a pensare all'utilizzo di un accelerante. Le fiamme hanno completamente distrutto 6 dei 7 container presenti nel piazzale di proprietà di una ditta edile che sta eseguendo dei lavori nell'area. Cronaca dal Trevigiano, prima ha rubato a un 22enne la bici elettrica che aveva lasciato in sosta in Viale della Repubblica, poi l'ha messa in vendita online e una volta pattuito il compenso ha dato appuntamento all'ignario cliente, ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri della compagnia di Treviso che nel frattempo, con una veloce indagine partita dalla denuncia del derubato, erano riusciti ad individuare nella rete il modello rubato ricostruendo tutti i passaggi. Per il ladro 40enne trevigiano è scattata la denuncia per ricettazione, mentre la bicicletta del valore di 1.300 euro circa è stata restituita al proprietario. E torniamo a parlare del caso dei pedaggi sulla superstrada Pedemontana Veneta. Dalla Regione arriva al momento una doccia fredda. Ovviamente le tariffe restano ancora oggi alte, non è possibile fare ragionamenti di riduzione della tariffa in questo momento perché abbiamo deciso di aprire la Pedemontana e di farla usufruire anche per abituare gli utenti alla sua esistenza, ovviamente far sapere che c'è. Non è possibile finché non sarà aperta tutta e non si vedranno i flussi di traffico complessivi capire se vi è la necessità, se vi è la possibilità di poter abbassare le tariffe. Gela le aspettative di amministratori e imprese l'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che spiega come al momento la proposta di ridurre i pedaggi sulla Pedemontana non possa essere concretizzata, questione di sostenibilità dell'opera, ma i sindaci non si danno ancora per vinti. Sicuramente ci adopereremo affinché si abbia un occhio di riguardo per chi si vede comunque falcidiare il territorio da una
colata di cemento e di asfalto, ma attenzione, non sto dicendo che l'opera non andasse fatta, però magari una sorta di ristoro per i comuni interessati credo sia dovuta. Richieste comunque legittime, quelle dei primi cittadini, ammette De Berti, che fissa una soglia per il futuro quando l'intera opera sarà aperta. Sicuramente il numero del TGM giornaliero, che è il traffico giornaliero medio, è di 27.000 veicoli. Tutto ciò che passerà da Pedemontana al di sopra dei 27.000 veicoli e quindi gli introiti maggiori potranno essere utilizzati per fare delle promozioni o comunque per individuare dei criteri per abbassare la tariffa. E resta fiducioso il sindaco di Montebelluna, attualmente comune capolinea. Io mi auguro che quando sarà collegata la Pedemontana con la 27 un aumento del flusso, soprattutto per quanto riguarda il flusso commerciale, potrà poi riverberarsi in una riduzione di tariffa. Altro capitolo, quello delle opere compensative, è tornato alla ribalta dopo la diffida inviata dal comune di San Zenone alla regione perché venga convocata almeno una conferenza di servizi. Qui De Berti aggiunge un altro elemento sul perché non ci siano risorse per tutti gli interventi. La Pedemontana è stata realizzata per oltre circa il 60% in trincea, questo ovviamente ha assorbito tutte quelle risorse che potevano essere messe a disposizione delle opere compensative, ma è stata una decisione, credo, anche legittima da parte del territorio. Rimaniamo nella zona pedemontana perché sono state illustrate le delicatissime operazioni di sminamento e trasporto della bomba rinvenuta a Valbrenta. Martedì prossimo tutta Cismon dovrà essere evacuata. Questo è il messaggio più importante, no polemiche, no critiche, no ragionamenti, è il momento di ubbidire, ogni tanto nella vita capita anche questo, perché è importante che gli artificieri facciano quello che devono fare nel modo più rapido e indolore possibile. Martedì 21 giugno il Bomba Day, lapidario il sindaco di Valbrenta in vista delle operazioni di sminamento, trasporto e brillamento dell'ordigno bellico americano da 1000 libbre della seconda guerra mondiale, rinvenuto in un cantiere in centro abitato a Cismon del Grappa. L'intervento è delicato, ma soprattutto è importante fare presto e quindi che vengano rispettate le tempistiche e quindi per le 7:40 di martedì mattina tutti i cittadini di Cismon e del Collicello dovranno aver abbandonato le loro abitazioni. Quante persone saranno fatte evacuare? Saranno circa 650, di cui 590 a Cismon del Grappa. Abbiamo individuato dei punti di accoglienza, ovviamente a seconda delle tipologie delle persone. Sarà attivo anche un numero di emergenza. Il COC sarà allestito all'ex municipio di Valsagna, dove oltre al sindaco saranno presenti anche prefetto e questore. Entro le 7:40 Cismon dovrà essere svuotata. Bloccata erogazione di luce e gas. Alle 8 partiranno le operazioni degli artificieri. Operazioni molto delicate vista la tipologia della bomba e la sua collocazione in mezzo alle case. L'attività principale poi è quella di despolettamento e quindi la più delicata è quella di togliere le spolette dalla bomba, per poi avere la possibilità di liberarla e quindi portarla al punto di brillamento che si trova a Rossano Veneto. Già individuati e studiati 2 percorsi possibili da Cismon a Rossano e anche in questo caso dovrà essere garantita la massima sicurezza. Chiusi i sentieri, chiusa la ciclabile, vietato il sorvolo dell'area, bloccati gli autobus che stanno sostituendo i treni causa manutenzione della rete ferroviaria. Dalle 6 alle 17 saranno chiuse le strade, a cominciare dalla statale 47 Valsugana, da Romano Nord alla galleria di Arsier. Verrà interrotta sia la strada statale 47 sia l'SP73 per salire verso il Cornale. Quindi entrambe le direttrici saranno interdette alla circolazione. Ci aspettiamo che i conducenti siano rispettosi delle segnalazioni che sono già fuori da tempo e che soprattutto non cerchino di violare i divieti a tutti i costi, altrimenti non se ne va fuori, rischiamo di bloccare mezza provincia. Torniamo ora a Bassano perché continua la grande battaglia dei residenti, dei cittadini e delle associazioni per salvare il quartiere San Lazzaro. Vorremmo che questa area e le aree attigue venissero risparmiate da un'ulteriore cementificazione che può portare solamente dei danni a livello ambientale. È un territorio che ha già dato tanto e i cittadini vogliono preservare quello che ormai è l'ultimo polmone verde di Bassano del Grappa. Salvare San Lazzaro, l'ultimo polmone verde della città.
Questo è quello che chiedono a gran voce le associazioni del territorio, i residenti, ma anche i tanti cittadini. E a parlare non sono solo i bassanesi, ma anche le tante firme raccolte queste settimane. Sta riscuotendo un buon interesse da parte della cittadinanza, non solo dei bassanesi ma anche dei non residenti. Questo fa capire anche che la tematica è sentita da tutti. Io abitavo lì in via Rivabianca prima di sposarmi, quindi è una zona che avrei piacere che rimanesse così naturalmente, perché è bella così. Già con l'autostrada l'hanno stravolta, e se non ci facciamo sentire qua fanno sempre quello che vogliono. Ci sono capannoni un po' dappertutto, adesso basta, anche perché non è che mancano. È una palese contraddizione questa azione dell'amministrazione, quando la Regione Veneto da alcuni anni ha votato una legge sul consumo del suolo o comunque sulla gestione del suolo. Ulteriori aree industriali credo che non abbiamo bisogno. In Comune di Bassano men che meno, visto e considerato che è l'ultimo lembo di campagna esistente in comune. È giusto quindi sentire anche la voce dei residenti e dei cittadini? Io penso proprio di sì. Considerando l'impatto che ha a 60.000 metri quadrati. Penso che sia meglio un campo di grano, di frumento, che piuttosto capannoni, visto anche com'è l'andazzo adesso in questi momenti. Abbiamo bisogno di suolo verde, mantenuto verde, possibilmente piantumato o coltivato, non certo di altri capannoni, ce ne sono già di liberi. Recuperiamo quelli che ci sono, vogliamo respirare, vogliamo far vivere i nostri bimbi, i nostri nipoti in un luogo sano. Spero che la cosa vada avanti, spero che l'amministrazione ascolti, che Zaia ascolti, quando parla di risparmio del suolo abbia un significato, non siano solo parole. Ed ecco l'ennesima segnalazione di disorganizzazione all'interno dell'Ul7 pedemontana da parte di voi cittadini. Avanti e indietro dal medico fino al San Bassiano per un'ecografia urgente e poi via in pronto soccorso, su e giù per l'ospedale per 2 giorni, per non avere poi l'ecografia richiesta dal medico di base. È questa l'ennesima segnalazione di disorganizzazione all'interno del San Bassiano che ci arriva da un nostro telespettatore di Cassola, che si è trovato nel bel mezzo di un ping pong fra reparti dopo che l'anziana madre si era sentita male. La donna infatti si era svegliata venerdì con un preoccupante e doloroso gonfiore addominale, per il quale il suo medico curante aveva richiesto un'ecografia urgente. L'uomo ha portato la madre direttamente in reparto, ma l'accettazione li ha spediti in pronto soccorso, da dove la paziente è stata rimandata d'urgenza a fare l'ecografia. Peccato che la richiesta non sia stata accettata e che la donna sia stata mandata nuovamente al pronto intervento, dal quale se n'è uscita con gli esami del sangue e una cardioaspirina. E non è finita qui. Poche ore dopo l'anziana si è sentita nuovamente male ed è ripartito tutto il giro. Volete sapere il finale? L'ecografia non è stata fatta, punto e basta. Ma la situazione ha lasciato l'amaro in bocca al figlio della donna, che si sfoga così. Non c'è, come si può dire, mi trovo in difficoltà, c'è una cosa allucinante quello che sta succedendo. Cioè, non ci sono parole per descrivere quello che sta succedendo all'ospedale di Bassano, veramente. Alla faccia di quanti continuano a sostenere che va tutto bene, che non ci sono problemi, che non ci sono risposte da dare ai cittadini che non ce la fanno più. Apriamo ora un tema molto delicato, quello dell'emergenza climatica. Prima le alluvioni, oggi la siccità. Ci spostiamo a Vicenza e questo l'SOS di Torri di Quartesolo. Fotografia del Tesina a Torri di Quartesolo. La situazione è quella di un livello da fine estate 2003, annata ricordata tra le più infuocate, anche se siamo solo a giugno. Il Tesina così l'ho visto nel 2003, però diciamo verso fine estate, non all'inizio. Notizie ufficiali non ci sono ancora, non abbiamo ancora preso di posizione ufficiale, però è pensabile che possa essere in qualche modo razionata l'acqua, perché appunto la situazione è questa, cioè se non ci sono piogge in questo periodo e di fatto in questo periodo non se ne prevedono, il problema è vero. Affiorano le alghe che di solito sono coperte dall'acqua e a preoccupare anche la condizione della fauna ittica. Ma il controverso rapporto della città di Torri di Quartesolo con i corsi d'acqua riguarda i due estremi. Basti pensare che a dicembre di 2 anni fa l'alluvione colpì il territorio, le acque del canale Caveggiara invasero i quartieri Pini e Casoni.
Il sindaco rilancia sulle soluzioni da adottare. Per tutte e due queste situazioni, sia per il rischio alluvione, sia per la siccità che adesso stiamo vivendo, ci sarebbero delle soluzioni che sono la costruzione di sbarramenti all'imbocco, diciamo, della Val d'Astico, che regimerebbero le piene in caso di abbondanza di acqua e conserverebbero dell'acqua per i campi, per l'afflusso minimo dei fiumi durante l'estate. Temperature sopra la media con picchi di 35 gradi, l'allerta siccità imperversa mettendo a dura prova le coltivazioni. Qui siamo nella frazione di Lerino. Abbiamo due rogge che si intersecano, cioè diciamo un affluente che è la roggia Moneghina e la principale che è la roggia Tergola. Sono due rogge irrigue alimentate in parte da risorgiva, in parte da acqua dei fiumi. E come vedete, come si può vedere, sono ridotte quasi un rigagno. Normalmente il livello dell'acqua sia in Tergola che in Moneghina è 30-40 cm più alta. Molti campi sono coltivati a grano e mais. Ogni pianta di mais nella vita vegetativa ha bisogno di 1 ettolitro d'acqua. Magari se contiamo le piante sono tante da alimentare. E a proposito di questa emergenza che sta dando la siccità, la provincia convoca un tavolo di confronto. Area berica nella morsa della siccità, al punto che l'abbassamento del livello di alcuni canali irrigui tra Brendola e Sarego hanno fatto sì che venisse adottata da parte dei sindaci interessati l'ordinanza di divieto di prelievo d'acqua per irrigare i campi al fine di evitare il pericolo di moria dei pesci. Ieri abbiamo ricevuto la visita da parte della Polizia Provinciale e del Consorzio Alta Pianura Veneta che ci hanno richiesto di emettere un'ordinanza al fine di evitare il prelievo dell'acqua ad uso irriguo dal fiumicello Brendola. Nei prossimi giorni abbiamo già chiesto al Consorzio Alta Pianura Veneta un confronto per cercare di trovare una soluzione, più che altro perché l'uso irriguo dell'acqua del fiumicello serve a molte aziende agricole che in questo periodo hanno soprattutto mais e i vigneti di primo impianto che sono in sofferenza, e cercare di trovare una soluzione magari dando la possibilità per qualche ora giornaliera d'acqua in modo da risolvere, da attenuare il problema soprattutto della problematica irrigua all'interno delle aziende. Vista la delicata situazione che riguarda diffusamente il territorio e la pianura vicentina, che in questo momento ha anche la necessità di preservare i raccolti, specie il mais e i vigneti, la provincia ha deciso di convocare un tavolo di confronto. È doveroso da parte della provincia convocare un tavolo di coordinamento, un tavolo ovviamente politico, ma che ci sia un confronto tra quelli che sono praticamente le esigenze dei nostri agricoltori, quindi rappresentanza appunto delle associazioni di categoria, con i consorzi. Io direi che sarebbe opportuno anche che fosse coinvolto il servizio veterinario, visto anche la problematica della moria di pesci in canali, e quindi che i comuni siano in qualche modo resi partecipi di una valutazione più ampia e dare la possibilità ai sindaci di fare delle valutazioni per le proprie ordinanze. Lo abbiamo visto, comparto agricolo in profonda crisi, grande preoccupazione dalla provincia ma anche dalla Coldiretti. Aumento dei costi delle materie prime, bolletta alle stelle di gas ed energia e adesso una tremenda siccità che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo. Forte la preoccupazione di Coldiretti. Vuol dire mettere a rischio le produzioni del 2022, per cui dover dipendere ancora una volta dal mercato, e con questi prezzi sicuramente le aziende vanno in difficoltà. È una siccità che mette in difficoltà tutti i settori. Il comparto cerealicolo, consideriamo che in questa zona i cereali vengono reimpiegati nelle aziende zootecniche, per cui vuol dire mettere effettivamente in difficoltà la produzione di carne e di latte. Tra l'altro c'è anche da considerare il discorso proprio di portata dell'acqua, a cominciare dai canali principali che sono quelli legati al Brenta. Sono state sospese alcune irrigazioni per almeno una decina di giorni e questa cosa certo non fa bene. Sì, diciamo, tra l'altro speriamo che sia una soluzione che basti 7 giorni o 10 giorni. Il problema è che in questo periodo chi ha seminato in marzo il mais si trova col mais che inizia a fiorire e ha necessità di acqua. La Regione non ha ancora risposto però alla richiesta di aprire anticipatamente la diga del Corlo.
Sì, ho visto anch'io che effettivamente non c'è ancora una risposta. Io ritengo che queste pianificazioni devono essere fatte anzitempo. Questo caso di siccità ci deve far riflettere e pianificare per tempo tante soluzioni. Ad essere in crisi in questo momento non solo l'agricoltura ma anche il settore della pesca. Ci spostiamo nel veneziano. Servono stanziamenti urgenti dal governo nazionale e dalle istituzioni in favore della pesca nella laguna di Venezia. Primo obiettivo, quello di contenere il rincaro del gasolio, che rischia di essere un'ulteriore mazzata ad una filiera produttiva già duramente provata. L'appello del delegato alle isole e alla pesca del Comune di Venezia, Alessandro Scarpa Marta. La pesca sta vivendo una forte crisi. Bisogna intervenire subito con gli enti competenti, perché ci sono pescatori, è una tradizione delle famiglie che ci lavorano sul mondo della pesca, migliaia di famiglie in tutta la laguna veneta, sia a Pellestrina, San Pietro in Volta, ma anche l'isola di Burano, allargandosi poi appunto a Chioggia e a Caorle. Quindi ci sono famiglie che ci lavorano, che devono portare a casa lo stipendio. In questo caso gli enti competenti, ma anche il governo, deve intervenire per dare degli aiuti. Una tradizione che da Pellestrina e San Pietro in Volta arriva fino a Burano e si allarga anche a Chioggia. Anche il caro gasolio in questo periodo, che viveva già una forte crisi, è stata una forte mazzata. Quindi per questo motivo proprio chiediamo agli enti competenti di intervenire urgentemente per preservare, per salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro, la tradizione e tutto l'indotto che c'è attorno alla pesca. Quindi è una tradizione che bisogna mandare avanti e noi appunto come istituzioni dobbiamo essere vicini ai pescatori. Scarpa spezza una lancia in favore dei lavoratori, spesso in passato al centro di critiche anche feroci. Sono loro i primi attori del mare, della laguna, quelli che vogliono rispettare le regole, infatti lo rispettano con il fermo pesca, lo rispettano anche cercando di tenere pulito il mare, la laguna, quindi sono loro che chiedono appunto di salvaguardare l'ambiente e noi come enti bisogna stare vicino e aiutarli. E ora qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco con ancora tantissime altre notizie. Mezzogiorno e 42, bentornati in diretta con Focus TG in questa domenica di giugno. Continuiamo a parlare della grande crisi energetica che stiamo affrontando e ogni comune pensa a delle soluzioni. Quello di Cittadella punta a risparmiare altri 300.000 euro spegnendo nuovamente le luci. Non sono bastati i lampioni spenti a marzo. Il comune di Cittadella deve mettere ancora mano all'impianto di illuminazione pubblica e attenuare o chiudere altre luci per non essere costretto a tagliare servizi ai cittadini. Da lunedì 20 giugno si provvederà a partire dalle 2 di notte allo spegnimento parziale all'interno delle mura del centro storico e dei borghi, escluso Campo della Marta, all'attenuazione sulle rotatorie Via Nova, Via Meianiga e Via Rometta, allo spegnimento totale dalla mezzanotte alle 6 dei rimanenti impianti di illuminazione pubblica. Tutto questo fino al 31 dicembre per risparmiare circa 300.000 euro. Ancora una volta i comuni si trovano da soli senza alcun tipo di iniziative da parte del governo. Il laconico commento del sindaco Luca Pierobon. Apriamo la pagina della cultura. 90 Padovana, tutto è pronto per il concerto della rinascita. Uno spettacolo di luce, musica ed emozione a 90 Padovana che sancisce il ritorno agli eventi culturali con un concerto dedicato al maestro Ennio Morricone. L'appuntamento per il prossimo 25 giugno a Villa Giovannelli Colonna. Il clou della serata saranno i 45 elementi dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta che eseguiranno le aree più famose tratte dalle colonne sonore di film celebri e pluripremiati: Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, Per un pugno di dollari, La leggenda del pianista sull'oceano e molti altri. E più ti penso e più mi manchi. Un concerto da tutto esaurito con oltre 700 biglietti già venduti.
Al concerto si potrà arrivare anche tramite il Burchiello, quindi dal centro a Padova direttamente a Villa Giovannelli. Si racconteranno tutte le bellezze della Riviera del Brento, tra cui appunto la nostra villa, e questo modo sarà anche modo per ammirare tutto ciò che c'è attorno e ciò che c'è a Noventa Padovana. È inaugurata oggi a Stra la mostra che coinvolge anche i non vedenti. Vediamo. Villa Pisani e Loredan a Stra creano un legame tra loro ospitando le sculture in ferro, marmo e bronzo degli artisti Benetton, Costi e Roggi nella mostra Mirabilia Nature. Un legame che però unisce anche la terraferma alla laguna. Con l'isola di Convenissa, nell'isola di Mazzorbo, dove c'è la personale di uno dei 3 artisti che espongono nei nostri parchi. Quindi abbiamo un legame veramente ideale tra laguna e terraferma. Non si tratta di una mostra solamente da vedere, ma si potrà anche toccare per permettere ai non vedenti di goderne. Questa mostra ha un carattere fortemente inclusivo, infatti il sottotitolo è Oltre il buio, perché diamo la possibilità ai non vedenti di godere di queste opere d'arte, di queste sculture, attraverso il tocco, ma anche attraverso le didascalie in braille e attraverso mezzi audio che descrivono le sculture stesse. Quindi, oltre al connubio arte e natura, abbiamo anche il tema forte dell'inclusione. Il messaggio dell'esposizione è quello della speranza, come l'albero della vita alto più di 8 metri, simbolo di rinascita e amore. Il progetto è stato realizzato dal Comune, vi ha preso parte anche l'associazione Paolo Rizzi. Si occupa appunto di sviluppare arte e cultura in nome appunto di Paolo Rizzi, che fu un importante giornalista e critico d'arte. Su Stra c'è stata l'occasione, il contatto dall'ispirazione prima da parte della past president della nostra associazione Rina Dal Canton, che poi è divenuta anche curatrice di questa mostra, che ha visto in questo contesto molto bello di Villa Loredan e di Villa Pisani l'idea di collocare queste sculture. E a proposito di inclusione, al Circolo della Vela di Mestre la prima prova in acqua per i pazienti disabili dell'Oras di Motta di Livenza nel progetto Vela for All. Acqua è un'altra cosa. Ieri abbiamo fatto la prima prova e è andata bene e oggi è andata ancora meglio, penso di continuare anche in futuro magari. Il sogno di Omar e di altri pazienti è diventato realtà. Dopo gli allenamenti sul simulatore e un mese di corso, finalmente la possibilità di solcare l'acqua con la partenza dal Circolo della Vela di Mestre. È l'approdo del progetto Vela for All, che ha visto uniti un'eccellenza della riabilitazione come l'Oras di Motta di Livenza e l'esperienza dell'associazione Lo Spirito di Stella. Queste barche permettono anche a chi ha delle difficoltà agli arti superiori di condurre autonomamente l'imbarcazione. In questo caso è più complicato partire dal circolo, dal mare, sarebbe opportuno partire da un ospedale, perché le competenze mediche e dei fisioterapisti sono più importanti di quelle dei velisti in questa fase. Ho trovato una enorme disponibilità da parte di tutta la struttura di Oras. Primo traguardo per 4 degli 8 pazienti reclutati per il progetto, esperienze importanti anche dal punto di vista clinico. Ci daranno anche un ritorno scientifico che non farà altro, a mio parere, che avvalorare che queste iniziative sono utili, sono assolutamente, direi, indispensabili per queste persone e soprattutto in un'ottica, sottolineo, come oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci chiede, di miglioramento della qualità di vita. Il supporto di un'equipe medica multidisciplinare e completa di tecnici di straordinario valore per dare nuove prospettive di vita ai pazienti in riabilitazione. Il mare è un ambiente libero e senza barriere, navigando puoi dimenticarti della sedia a rotelle, tornare a un grande senso di normalità. Per Omar, Paddy e gli altri, solo l'inizio dell'avventura. Io volevo continuare questa roba perché a me piace l'acqua e con questa barca sì. Questo mi sembra veramente uno sport che può darti tanto.
E a proposito di sport acquatici, è stato un grande spettacolo ma anche un grande successo la seconda edizione della gara di nuoto nel mare del Blue Moon, nella spiaggia del Lido di Venezia. Ha battuto ogni record di iscrizioni con più di 300 iscritti da tutto il Veneto. Più di 300 nuotatori sono stati i grandi protagonisti sulla spiaggia del Lido di Venezia della seconda edizione della Venice Open Water Nuada Longa al Blue Moon. La gara è stata organizzata dalla Proloco del Lido Prenestina con la società sportiva Venezia Triathlon e il sostegno di Venezia Spiagge. E si tratta di una competizione su acque libere. Ci sono più distanze e il mio sogno è quello di introdurre tra queste anche la distanza tra un faro e l'altro, una gara che a mio parere dovrebbe diventare storica, dovrebbe diventare una delle classiche, uno dei classici eventi della città di Venezia. Abbiamo ottenuto quest'anno la partecipazione di pressoché 300 nuotatori, puntiamo a numeri molto più alti, se non a raddoppiare quasi il loro numero già l'anno prossimo. Giulia Salin e Giovanni Candeo per il miglio marino, Gianmarco Foglia e Giulia Grasso nella gara di 3,5 km e nella nuotata sprint sulla distanza di 800 metri, Daniele Albani e Sofia Lacchin. Questi i vincitori maschili e femminili della gara, che metteva in palio anche in memoria Lucia Monti, nuotatrice muranese scomparsa prematuramente lo scorso anno. L'anno scorso è stato difficile organizzare la prima edizione perché c'erano tutte le norme di contenimento del Covid, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di essere un po' più liberi e quindi organizzare veramente una manifestazione molto interessante che ha attratto atleti di tutto il Veneto e anche dalle regioni vicine. Appuntamento quindi al 2023. Oltre 50 società partecipanti da tutto il Veneto e da fuori Veneto, abbiamo avuto ospiti da Lombardia, Sardegna e Sicilia quest'anno, quindi ci ampliamo sempre di più e come ogni anno abbiamo partecipazioni di atleti che hanno avuto parte ai campionati europei giovanili di nuoto di fondo come Emma Micheletti, Giulia Salin, Sara Pedrocco. Lo abbiamo visto, sono tantissimi gli eventi sportivi organizzati in tutto il territorio, tra questi anche una biciclettata alla scoperta della bellezza dei 5 comuni bagnati dal Sile. La data da segnare sul calendario è domenica 19 giugno. L'evento è Alto Sile by Bike, una biciclettata per conoscere le bellezze dei 5 comuni, Vedelago, Morgano, Quinto, Istrana e Piombino Dese bagnati dal Sile. 3 circuiti da 15, 20 e 33 km che porteranno i partecipanti a toccare alcuni siti naturalistici e culturali come l'Oasi di Cervara, il Gran Bosco dei Fontanassi, la Rotonda di Badoere. 4 gli ingressi e i percorsi, un modo per accompagnare i ciclisti alla scoperta delle peculiarità dei 5 comuni. Dobbiamo offrire al turista le nostre eccellenze, dobbiamo farle conoscere e ciascuno deve metterci del proprio a livello quindi sia di attrattività dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico e unire anche il culturale. Si tratta del primo evento che rientra nel più ampio progetto di marchio d'area Alto Sile che ha visto il comune di Morgano capofila con il successivo coinvolgimento degli altri territori bagnati dal Sile, con l'obiettivo di promuovere il turismo in quest'area che attraversa le province di Treviso e Padova. Per dare appunto lustro, per dare operatività soprattutto alla nostra progettualità di promozione territoriale. Ci auspichiamo che la partecipazione sia numerosa e che tutti i cittadini, non solo ma anche dei territori limitrofi, vengano a trovarci e vengano a percorrere i nostri bellissimi territori. Fondamentale in questa avventura è il gioco di squadra tra tutte le amministrazioni coinvolte. L'idea è quella di insieme portare avanti un progetto che possa avere una ricaduta in tutti i 5 comuni, però con magari un po' meno sforzo, perché chiaramente da soli si fa quel che si può. Oltre 1 migliaio le persone attese per questo primo evento, soprattutto famiglie e naturalmente tanti bambini. È la prima iniziativa dopo questo periodo di pandemia ed è un modo di far conoscere il territorio del parco che molte volte non è conosciuto. È un modo per far avvicinare i ragazzi, i bambini già alla natura, che è fondamentale nel nostro sistema di vita. E questa domenica è il primo appuntamento di 100 Orizzonti, estate 2022. Arte, cultura e natura, con un tocco di sorpresa e meraviglia.
parole che raccontano il cuore del progetto 100 Orizzonti Estate 2022, un viaggio artistico, culturale tra i paesaggi di 9 comuni del territorio. 13 appuntamenti in luoghi preziosi e spesso poco conosciuti, pronti ad un nuovo sguardo, ma anche a un nuovo tempo. In ognuna di queste tappe potrete vivere non solo momenti di spettacolo, ma soprattutto momenti di scoperta del territorio, cammini, percorsi, momento di enogastronomia, visite guidate. Noi crediamo che il paesaggio sia come un giardino, se viene curato e vissuto sarà sempre il più bello di tutti. Paese, paesaggi, artefici e artefici, questo il tema della nuova edizione che si svolgerà dal 19 al 3 settembre. Gli artefici sono sicuramente gli artisti, ma sono sicuramente anche i luoghi, i momenti culturali, i soggetti che sostengono e soprattutto i comuni che si sono messi insieme per realizzare questo progetto culturale di territorio, formando una rete. Una rete di comuni con Asolo capofila, uniti in nome della cultura. Io penso che la cultura in una qualsiasi convivenza civile sia un aspetto fondamentale. La conoscenza, lo scambio, l'incontro, il confronto sono elementi che ci fanno crescere, ci fanno vivere meglio e sono insomma la felicità, la gioia insomma di una comunità. E ad ogni comune un'unica esperienza culturale. Si parte il 19 giugno da San Vito di Altivole. Anche quest'anno abbiamo l'onore di ospitare la prima della rassegna estiva di 100 Orizzonti. Una prima assoluta tra note di flauto, cultura giapponese e storia del territorio. È una prima nazionale per cui Luca Scarlini si è inventato uno spettacolo che accompagna il Veneto al Giappone e non poteva non trovarsi nella cornice di Tomba Brion. Come sappiamo, Carlo Scarpa ha molto preso ispirazione sia dall'architettura che dalla filosofia giapponese nel progettare proprio Tomba Brion. E a Vicenza nasce una nuova piazza dedicata a Paolo Rossi. Con la posa della prima pietra, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha dato via ai lavori per la realizzazione della nuova piazza di fronte allo stadio Menti, largo Paolo Rossi. Nell'intenzione dell'amministrazione comunale, quello che attualmente è un grande parcheggio diventerà entro l'anno una vera e propria piazza, già intitolata il 28 settembre scorso a Pablito, il grande campione mondiale e cittadino onorario di Vicenza. In onore al bomber biancorosso, alcuni elementi strutturali del progetto. È un onore per me dire che lo ricorderemo almeno in questa piazza come nuovo luogo di Vicenza, con delle aiuole a forma di scarpette con i chiodini, un pallone perché ricorda il pallone d'oro vinto da Paolo Rossi nel 1982 e non poteva mancare un'aiuola a forma di numero 9 che è il 9 della sua maglietta. È un piacere che l'Anerosi Vicenza abbia sede in una piazza dedicata a questo grande uomo, prima ancora che grande campione è stato un grande uomo, tra l'altro a noi molto vicino. È un momento importante, abbiamo faticato tanto per rispettare i tempi, gli impegni che avevamo preso, siamo riusciti con la posa della prima pietra, partiremo settimana prossima con il cantiere. Sarà un cantiere importante perché da un angolo viene riqualificato e trasformato in una piazza, di fatto, largo Paolo Rossi, a pochi passi da Campo Denane, dove abbiamo appena finito l'intervento per creare una rotatoria e una viabilità nuova, che quindi alleggerisce la viabilità lungo questa via Schio, che era la via storica. E quindi un ricordo di Paolo, ci tenevamo tantissimo tutti, speriamo insomma che i tempi dei cantieri vengano rispettati, perché non nascondo che ogni cantiere ormai ha le sue difficoltà, con aumenti prezzi, con materiali che non si trovano, però sono convinto che faremo sicuramente un ottimo lavoro. E l'ultimo numero di Rivista Militare è stato presentato a Padova alla presenza delle autorità cittadine. È stato presentato a Padova in anteprima nazionale il nuovo numero di Rivista Militare, il periodico dell'esercito italiano fondato nel 1856, ancora oggi uno dei più antichi prodotti editoriali attualmente in stampa e in distribuzione nel nostro paese. Rivista Militare, oltre ad essere uno strumento per aggiornare la preparazione tecnica e professionale del personale dell'esercito, ha l'obiettivo di far conoscere all'opinione pubblica e agli appassionati del settore il pensiero militare, i temi della difesa e della sicurezza e le principali attività svolte dall'esercito italiano. Numerose e autorevoli sono le firme che hanno collaborato con Rivista Militare.
Nel nuovo numero spiccano, tra i vari servizi, le interviste a Luciano Canfora e Carlo Galli. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, ma diamo un ultimo sguardo alla programmazione. Questa sera chiaramente i nostri telegiornali, ma a seguire ci sarà un itinerario sempre di Ida De Poli dove andremo a Cavaso del Tomba e questa sera invece in prima serata alle 21:15 il film Until Death con Van Damme. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito e ancora buona domenica a tutti.